Il margine Planargia, con i suoi 32.000 abitanti, è connotato da una forte potenzialità nei settori agroalimentare, turistico-ricettivo ed impiantistico. Macomer è l'unico centro della provincia di Nuoro con uno snodo ferroviario Trenitalia. È anche il terzo comune della provincia dopo Nuoro e Siniscola, con una popolazione di oltre 10.000 abitanti ed un reddito pro capite di 9.835 euro. Tuttavia resta alto l'allarme spopolamento. In 10 anni il margine ha perso oltre 1.600 residenti, passando dai 25.000 agli attuali 23.400 abitanti. Fino agli anni 60 l'economia del territorio era di tipo agropastorale, caratterizzata anche da una fiorente attività industriale basata sulle tipiche risorse locali, la lavorazione della lana e dei prodotti lattiero-caseari. Con la nascita delle zone industriali di Tossilo, Bonutrao, Suni e Bolotana approdano i gruppi della penisola, il tessile diventa industria, si rafforza l'export lattiero-caseario, l'agnello sardo diventa IGP e viene lavorato ed esportato oltremare. Nascono piccole attività artigiane, impiantistiche, metalmeccaniche, della logistica e dei servizi, insieme ad una classe di imprenditori locali e maestranze qualificate. La Planargia ospita gli investimenti del settore turistico, a Bosa in particolare, e gode dei benefici effetti dei turisti inglesi. Oggi le attività insediate a Tossilo e Bonutrao sono 103, per un totale di 478 addetti, mentre nella zona industriale di Suni le aziende in attività sono 2, con 25 addetti. A Tossilo il 90% delle imprese è di tipo industriale, mentre Bonutrao è costituita per il 46% da attività commerciali e per la restante parte da artigianato e servizi. A questi numeri si devono aggiungere però quelli delle aree PIP comunali, con 120 piccole imprese artigiane, impiantistiche e dei servizi. In questo contesto produttivo, Confindustria rappresenta la quasi totalità delle aziende nell'area, alcune delle quali rappresentano delle vere e proprie eccellenze produttive che dimostrano le potenzialità del territorio e il punto di partenza per il rilancio dell'economia. Tra queste troviamo importanti realtà nel panorama dell'industria grafica e cartotecnica, nel settore agroalimentare, per la lavorazione delle carni e dei prodotti lattiero-caseari, esportati anche verso gli Stati Uniti, e poi aziende leader nelle costruzioni industriali e metalmeccaniche, nella progettazione e realizzazione di apparecchiature elettromedicali e LED industriali. Con la crisi degli ultimi anni il margine Planargia assiste però alla chiusura dei più grandi gruppi tessili del territorio, la Legler e il calzificio Queen. Ma emergono difficoltà di mercato anche nel settore lattiero-caseario e delle carni. Le 4 aree produttive del territorio perdono 3/4 della forza lavoro, passando dai 2.000 addetti di 10 anni fa agli attuali 500. Numeri drammatici, in parte evitabili se gli interventi di governo e regione avessero sostenuto con più vigore i processi di riconversione industriale e di riduzione dei costi per le infrastrutture. A parte alcune eccellenze produttive di qualità che resistono, come l'agroalimentare, resta una debolezza di fondo che va oltre la sola crisi economica. E la vicinanza alle ferrovie e lo snodo per la statale 131 non eliminano l'isolamento infrastrutturale. I costi dei trasporti e dell'energia sono infatti proibitivi, mentre solo negli ultimi anni si è realizzata una rete ADSL. Soprattutto è mancata l'integrazione delle imprese nel territorio, una filiera autoalimentata, una rete capace di creare un solido tessuto produttivo. Serve una regia attenta ed efficiente, capace di sostenere le politiche locali di sviluppo e di rilancio economico. Oggi dobbiamo valorizzare meglio le risorse locali, favorire la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, sostenere la formazione professionale nelle attività strategiche, promuovere la capacità di innovare e aprirsi sempre di più ai mercati di qualità. Sui fondi per l'area di crisi di Tossilo il territorio ha riposto molte aspettative.
Sono 73 infatti le micro e piccole imprese ammesse alle agevolazioni finanziarie, con una previsione di 161 addetti ed un investimento complessivo pari a 22 milioni di euro. Oltre a questi investimenti, sono state individuate 14 manifestazioni di interesse da parte di altrettante imprese, di cui 3 potranno beneficiare di oltre 34 milioni di euro di contributo. In totale sono quasi un centinaio le imprese interessate nei vari settori dell'industria, dell'edilizia, del commercio e della ricettività. Per questo il processo di realizzazione dell'area di crisi va governato senza ritardi ed inefficienze. C'è poi il nodo trasporti. I costi eccessivi e la necessità di ripristinare il trasporto merci su rotaia sono priorità da affrontare subito. Non meno importante l'infrastruttura energia e le fonti rinnovabili. Bisogna sostenere e diffondere l'uso delle tecnologie fotovoltaiche, dell'eolico, della cogenerazione ed intervenire sull'efficienza energetica per le imprese. Per questo Macomer è anche sede dell'Istituto Tecnico Superiore per l'Efficienza Energetica a Maldi, importante polo formativo per le professioni nel settore delle energie rinnovabili. Infine, bisogna puntare decisamente su settori come l'agroalimentare, in particolare per le produzioni lattiero-casearie e della lavorazione delle carni, che nel margine Planargia rappresentano delle vere e proprie eccellenze, con grandi spazi di crescita. Diventa così possibile ridare slancio ad un territorio e pensare ad un futuro finalmente credibile e meno nero, a patto che la regia, quella vera, efficiente, condivisa e moderna, si realizzi nell'unione di tutte le forze economiche, politiche e sociali. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming.